Splendido scenario dietro di me, come vedete ci troviamo a Merano perché questa è la 32esima edizione di Merano Wine Festival, grande manifestazione dedicata ovviamente al vino di qualità. Questo è Corso Libertà, qua c'è la Course House dove si tengono appunto gli incontri, anche se poi ci sono molti stand, vedete qui alla mia sinistra, e un po' dispersi per la città. E allora benvenuti da Mimo Vita a questa nuova puntata di Green Telling. Ovviamente vi parleremo molto di vino, ma non solo. Sigla. Abbiamo detto quindi di essere a Merano, al Merano Wine Festival, 32esima edizione se non ricordo male. Helmut Kocher, veramente il grande maestro, il grande fondatore e signore per certi versi di questa manifestazione, che ci dà subito i numeri di questo 2023. Beh, intanto abbiamo qualcosa come 800 produttori tra vino e la parte di prelibatezze che sono presenti qua al Merano Wine Festival. All'interno anche 2 aree show cooking e la cosa più importante è la parte international, che è molto presente quest'anno, con 2 territori di riferenza in prima linea, che è la Georgia e la Moldavia. E vedo proprio questo trend che va verso il biologico, biodinamico, ma anche un interesse verso gli orange wine, che sono quelli poi vinificati in anfora, oppure quelli dei vitini resistenti pivi. Qui c'è un'attesa di oltre 3.000 persone, quindi vediamo che c'è una bella affluenza, a parte che ci salva anche il tempo, perché fino a ieri pioveva, oggi abbiamo una giornata splendida. Ecco, allora chiedere all'oste se il suo vino è buono mi sa che ovviamente è pleonastico, però come mai Merano, diciamo così decentrata da un punto di vista italiano ovviamente, però europeo no, ecco, ha tutto questo successo? Allora, io l'ho creato nel 1992 insieme con amici e il nostro obiettivo principale era quello di portare a Merano vini selezionati, prodotti selezionati. Quindi da parte mia c'è un grande lavoro, grande impegno con delle commissioni d'assaggio. Ogni anno assaggiamo e valutiamo più di 8.000 vini, anche sui prodotti tipici siamo su 800 prodotti tipici che vengono assaggiati, aziende che vengono visitate. Insomma, c'è dietro tutto un lavoro di ricerca e quindi la qualità premia. Al Merano Wine Festival possono presentare esclusivamente i vini selezionati, poi quelli di più alta gamma e di qualità, che hanno raggiunto almeno 93 di 100 punti, e poi ovviamente tutti i nostri Wine Hunter Ambassadors e i nostri operatori in Italia, che sono i cosiddetti Wine Hunter Scouts, fanno una promozione così che il Wine Hunter Award sia una referenza e un'eccellenza a livello internazionale. E a Merano poi ovviamente c'è la punta di diamante, la grande attesa per poi avere questo incontro con i produttori. Quali sono allora le novità? Beh, le novità sicuramente è un po' il trend sul mercato, no? Questi vini magari anche sui rosati, anche le bollicine, anche i vini senza alcol, no? C'è un po' un trend sul mercato importante e visibile, proprio l'interesse per magari aree, microzone, regioni che magari non sono come la Calabria tanto conosciute, ma anche a livello internazionale. È un mondo che va raccontato e dietro tutte queste storie poi c'è un grande interesse. Quindi vedo Merano come un think tank dove c'è tanto fermento e diciamo tante soluzioni anche per il futuro. Organizziamo anche un summit qui al Merano Wine Festival, Grido e Respiro della Terra, dove chiaramente cerchiamo con dei professori universitari, con tecnici, operatori, poi un po' di tutto il settore vitivinicolo, di analizzare un po' le problematiche che ci sono, ma anche poi di portare delle soluzioni per il futuro. E il Merano Wine Festival lo è stato dalla prima edizione del 92. Allora, grazie al patron Helmut Kocher, e adesso andiamo al sottolineato di Luca Belotti. Ciao Mimmo, ti invidio. Merano è una città bellissima, meravigliosa. Oggi parliamo di quello che è successo in questi giorni nella commissione
ambiente dell'Europarlamento, che ha respinto con 40 voti contro 38 e 6 astensioni una mozione di rigetto al rinnovo dell'autorizzazione dell'erbicida glifosate, credo con grande gioia degli agricoltori che vedono scongiurato un pericolo di non avere più a disposizione uno strumento indispensabile contro le malerbe in campagna. La palla quindi passa ora a Commissione e a Stati membri. A questo punto un comitato di appello si esprimerà a metà novembre e noi di Greentelling vi terremo informati sugli sviluppi. Per chi non lo sapesse, spieghiamo cos'è il glifosato ed iniziamo col dire che è il più usato prodotto chimico diserbante impiegato nel mondo. L'uso dei cosiddetti pesticidi o fitofarmaci qui in Italia è in fortissima riduzione dagli anni 90, scendendo dalle circa 100.000 tonnellate impiegate di sostanze fitosanitarie a poco più della metà. Tradotto in uso pro capite, per dare da mangiare a un italiano per un anno intero, tutti gli agricoltori del bel paese messi insieme utilizzano poco più di 900 grammi di sostanze attive. A titolo di paragone, come ricorda un grande ricercatore, Bruce Ames, in una sola tazza di caffè ci sono almeno 10 milligrammi di molecole cancerogene naturali. Diciamo che sono un'enormità se comparati all'assunzione annua di tutti i possibili residui di pesticidi sui cibi. Poi l'ortofrutta la laviamo, la asciughiamo, la sbucciamo, la cuociamo e quindi quello che resta è veramente minimo. Per comprendere poi se i 900 grammi usati nei campi sono tanti o pochi, basti pensare ai litri di prodotti che l'igiene domestica o per la cura della persona vengono riversati dai cittadini nelle acque, oppure ai reflui industriali, nonché i farmaci che usciti dal nostro corpo finiscono proprio in quelle acque di cui poi si parla spesso a sproposito, sempre e solo in tema di pesticidi. Ma continueremo sull'argomento dei fitofarmaci la prossima puntata. Grazie Luca Belotti, ma noi siamo sempre qui al Merano Wine Festival. Prima con Helmut Kocher abbiamo citato la Calabria, tra le novità interessanti del mondo del vino. Allora con noi Gianluca Gallo, l'assessore all'agricoltura della regione Calabria, che è felice di sentirsi dire queste cose. Beh, è chiaro che sia felice perché io sono consapevole che in Calabria c'è tantissima ricchezza, che i nostri viticoltori in questi anni sono cresciuti tantissimo, che hanno investito anche in un trapasso generazionale importante perché sono subentrati i figli ai padri e i figli sono innovativi, sono capaci di formarsi, sanno quanto sia importante stare insieme e fare cooperazione e soprattutto cominciano a capire quanto sia importante un racconto diverso, quindi un'azione di promozione per far scoprire le tantissime ricchezze che questa terra ha, con una biodiversità straordinaria, con una fertilità insuperabile, con un clima temperato che le consente di fatto di produrre di tutto. E tutto questo naturalmente deve combinarsi con un'unica ambizione, che è l'ambizione della qualità. Il sistema vitivinicolo calabrese lo sta avendo ed è cresciuto tantissimo da questo punto di vista in questi anni. E Notria? E Notria è la terra del vino, ma per anni lo abbiamo dimenticato, oggi lo stiamo riscoprendo, abbiamo questa grande qualità nella produzione, dobbiamo avere l'ambizione della qualità della trasformazione, non solo nel settore vitivinicolo, dove sono riusciti bene finora, ma naturalmente in tutti i settori, e tutto questo lo dobbiamo raccontare. Ecco, diciamola questa cosa qui, quindi Calabria non solo vino, molto vino. Non solo vino, perché Calabria vuol dire tanti prodotti DOP, IGP e comunque tradizionali straordinari. Ma la Calabria è nicchia un po' per tutto, riesce a produrre di tutto, naturalmente il vino in questa fase è in ripresa perché il vino è moda, il vino trascina il sistema paese, il sistema Italia. E accanto al vino molto olio, perché noi siamo i primi produttori nel paese insieme alla Puglia di vini biologici, di oli biologici, così come di vini biologici, perché siamo terra molto sostenibile, siamo al 36% di SAU biologica, siamo regione non glifosata e quindi abbiamo tantissime anche possibilità e potenzialità in più per
coniarci come terra sostenibile, come terra che punta quindi a questa grande qualità. Allora, grazie a Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura della Regione Calabria, veramente sta crescendo molto bene, tanti salumi ne vedete anche qui, e a proposito di salumi adesso andiamo nel Veneto a parlare del prosciutto Veneto DOP. Attilio Fontana, presidente del consorzio del prosciutto Veneto DOP, prosciutto veneto che cresce sempre di più ed è sempre più dolce. Allora, sempre più dolce certamente, sul crescere ci siamo, diciamo, manteniamo le posizioni, nel senso che questo è un momento assolutamente critico per l'industria di trasformazione della suinicoltura, con prezzi alle stelle della materia prima che dura già da quasi 2 anni e con una capacità di spesa del consumatore che è di molto ridotta, già il mantenere le quote di mercato è già un successo. Quindi cosa chiedete? Chiediamo che ci sia un patto di filiera molto più cogente, cioè nel senso che non è possibile che ci sia uno squilibrio così forte tra alcune parti della filiera e certe altre, in un momento in cui proprio il consumatore non è in grado di recepire gli aumenti che ci sono. Attilio, allora però diciamo, decantiamo le lodi un attimo di questo storico prosciutto. Beh, insomma, il prosciutto si riconosce per la sua dolcezza soprattutto. Noi siamo un consorzio piccolo fatto da aziende piccole, 7 su 10 sono artigianali. Di conseguenza la cura sul prodotto è veramente una virtù, un pregio, un qualcosa in più rispetto alle grandi quantità. Quindi questa attenzione significa anche una qualità maggiore, non percepita ma reale. Ancora qui a Merano, al Merano Wine Festival, continuiamo a girare con le grandi zone vitivinicole italiane e non si poteva non andare in Lombardia, nell'area dell'Oltrepo Pavese, con noi il direttore. Allora, presentiamo un attimo questa zona storica. L'Oltrepo Pavese è una zona di antichissima tradizione enologica. Strabone nel 40 p.C. già parlava dell'Oltrepo Pavese, parlava delle grandi botti e del vino buono e delle persone ospitali. È una zona dove tradizionalmente si fa tanti vini perché è una zona molto grande, oltre 13.000 ettari, 7 denominazioni, una 12G. Direttore, lo dico io perché lei non lo può dire, questo è un vino dell'azienda Frecciarossa, un'azienda storica, soprattutto anche per l'export, una delle prime negli Stati Uniti, un grande vino. Prego. Sì, questo è un grande vino di una grande azienda familiare che è un po' l'esempio del nostro territorio. Tra l'altro, cosa estremamente bella, tante nostre aziende sono condotte da signore, da donne e questo è uno dell'esempio, perché Valeria, che è la proprietaria di questa azienda, è una signora vulcanica che gira il mondo per promuovere i propri vini e l'Oltrepo Pavese. Oltrepo, dal nome, vuol dire dall'altra parte del Po. La provincia di Pavia è particolare perché a nord del Po pianura riso, la più grande provincia europea di produzione del riso, a sud del Po è collina, quindi come a nord c'è il riso e c'è tanta acqua, a sud del Po non c'è acqua e c'è la collina, è zona preappenninica e il vigneto si posiziona tra i 70 metri sul livello del mare fino ai 500 metri sul livello del mare. 4 valli principali, alcune valli secondarie, e tanta biodiversità perché dove non c'è vigneto c'è bosco e poi tanto vigneto. Ricordiamo, come dicevo, il Pinot Nero, ricordiamo i vini autoctoni fatti da Bonarda, Buttafuoco e Sangue di Giuda con uva la base croatina, che è un'uva autoctona che già dal 1500 veniva ricordata come uva del territorio, e poi il Riesling. Grazie a Carlo Veronese anche di questa spiegazione interessantissima, un po' di cultura non ci fa male, non siamo ancora ubriachi vi assicuro e quindi continuiamo nel nostro giro, nel frattempo Green Telling continua. Ricorderete tutti che 5 anni fa ci fu la tempesta Vaia, veramente un evento disastroso per quanto riguarda i nostri boschi, che ha colpito 5 regioni e che ha sostanzialmente messo a terra 16 milioni e mezzo di metri cubi di legname,
su 40.000 ettari. È stato il più grande disturbo alle foreste italiane provocate dal vento a memoria d'uomo. Con noi Giustino Mezzalira, esperto forestale che sta gestendo un interessantissimo progetto di ricostruzione su 500 ettari nell'altopiano di Marcesina, nel comune di Enego, nell'altopiano di Asiago. Di cosa si tratta? La piana di Marcesina è stata completamente rasa al suolo e il progetto riguarda la ricostruzione di una parte di questa foresta su oltre 400 ettari di superficie, e quello che è significativo sono due cose: da un lato la tecnica di rimboschimento e dall'altro i soggetti. Intanto va detto che i soggetti sono soggetti fondamentalmente privati e sono soggetti che vedono un'alleanza tra il comune di Enego e una importante società che si occupa di crediti di carbonio, un fondo di investimento forestale e alcune imprese private che sono interessate ad annullare la loro impronta carbonica acquistando i crediti. Ecco, sostanzialmente la finanza del carbonio, i crediti di carbonio permettono di pagare la ricostruzione. Con 30 anni circa di lavoro si riesce a ricostruire completamente la foresta. La tecnica è una tecnica che accompagna la rinnovazione naturale, che aiuta la rinnovazione naturale, ma che non lascia fare solo alla natura, perché la natura da sola oggi ricostruirebbe i boschi del passato, invece noi dobbiamo costruire i boschi del futuro. Abbiamo un problema che si chiama bostrico anche. Gli esperti di bostrico avevano già annunciato che avremmo rischiato di avere danni altrettanto grandi rispetto a quelli che abbiamo avuto con la tempesta. Ricordiamo che il bostrico è un insetto scolitide, ovvero che scava mangiando il legno dentro gli alberi, uccidendoli. Oggi si può stimare che gli alberi uccisi dal bostrico siano ormai simili come volume totale ai danni di vaia e l'infestazione non è ancora terminata, che è il bostrico dell'abete rosso, l'Ips typographus, è quello di cui stiamo parlando. Ecco, e quindi ancora più importante saranno le opere di ricostruzione, anche perché senza quella copertura forestale ci sono grossissimi problemi di tipo idrogeologico. Il Sannio è una realtà a colori, almeno così dite, vero Assessore? E l'assessore è l'assessore della Campania, ma soprattutto spieghiamo dov'è il Sannio, non tutti sanno dov'è. Il Sannio in sostanza è la provincia di Benevento, in Campania. Noi siamo qui al Merano Wine Festival e la Campania, diciamo, è diventata quasi una tradizione, devo dire abbiamo riscontrato anche grande successo. Siamo qui con una delegazione di 52 imprese. Poi abbiamo gli stand dei consorzi, quello del Sannio è sicuramente quello più rappresentativo in termini anche di produzione enologica. La Campania sta attraversando un momento davvero importante dal punto di vista della crescita delle proprie imprese. Io sono felice di accompagnare questo percorso davvero importante. Tutte le regioni devono in qualche modo investire maggiormente su questo ambasciatore nel mondo in cui vincono i territori, vincono le imprese e soprattutto si afferma maggiormente il brand della nostra regione. Torniamo all'agricoltura. Vicino al vino cosa proponiamo? Diceva Mario Soldati che soprattutto in Italia il vino è poesia, non si abbina a tutto quello che non è buono, diciamo così. Green Telling continua. A Merano Wine Festival 2023 troviamo Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo, ovvero i produttori di vino dell'Associazione dei produttori di vino della Lombardia, che mi pare qui sia stata ben rappresentata e premiata. Abbiamo avuto numerosi riconoscimenti sia nel territorio dell'Oltrepo Pavese sia nelle altre denominazioni della nostra Lombardia. Ascovilo unisce 13 consorzi di tutela, quindi ogni consorzio ha avuto le sue perle, le sue realtà. Però diciamo qualche novità la possiamo segnalare senza togliere niente agli altri.
Non voglio indicare dei brand specifici, ma che i nostri consorzi di tutela stanno lavorando molto bene anche dal punto di vista didattico, educativo, proprio per aiutare anche le nuove generazioni che si sono avvicinate all'agricoltura a guardare magari allo stesso territorio, ma a investire in produzioni qualitative. E questo forse è quello che sta marcando anche negli ultimi anni la produzione lombarda, quindi un aumento qualitativo molto importante, e quindi il Merano Wine Festival, ma anche le guide dei vini che recensiscono le nostre denominazioni ci hanno dato più spazio, proprio perché effettivamente la qualità nel bicchiere negli ultimi 10 anni è aumentata in modo importante. È una produttrice soprattutto di Lugana, questa realtà che sta crescendo moltissimo. Il Lugana sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo raggiunto e superato i 28 milioni di bottiglie, più del 50% del nostro vino va su mercati internazionali, quindi è un vino molto moderno, quindi speriamo che tutta la Lombardia riesca a crescere guardando nella stessa direzione. Quindi grande attenzione al chilometro zero, al mercato domestico, ma anche vini che non hanno paura di sfidare. E ritorniamo qui a Merano, al Merano Wine Festival, dove troviamo le regioni, e si dice una grande regione del vino, per carità ce ne sono tante in Italia, ma il Piemonte è quella che esprime sicuramente dei vini straordinari, penso al Dolcetto, ma per carità ce ne sono tanti, vero Assessore? Assolutamente, vini che tra l'altro spaziamo dal rosso al bianco, ma sicuramente la storicità è del rosso, il nostro rosso Dolcetto, la Barbera che è la madre dei nostri vini rossi, e poi i più blasonati Barolo e Barbaresco. Il Piemonte ha una storia, ma sicuramente il Piemonte sta lavorando per un futuro, si sta aggiornando su tante tematiche, soprattutto adattate a quelli che sono i cambiamenti climatici. Noi abbiamo dei vitigni da proteggere, abbiamo delle situazioni agronomiche puntuali, ma che sicuramente devono diventare un riferimento per studi per resistere a un futuro che sicuramente anche nel mondo vitivinicolo non sarà roseo, ma gli elementi ce li abbiamo per affrontarli. Ecco, allora, come sempre, tradizione e innovazione, quindi vitigni vecchi che vengono riscoperti e rilanciati. Noi soprattutto abbiamo tanti vigneti e vitigni autoctoni che devono essere appunto rimessi sulla piazza e poterli offrire al consumatore come innovazione. Uno per tutti? Ma direi che ultimamente sui bianchi lavoriamo molto sull'Alta Langa, sul Timorasso, sull'Erbaluce, che oggi festeggiamo come vitigno dell'anno 2023, che è un grande vino bianco. Ecco, l'altra novità, se si può dire, è questa bella unità di tutti i consorzi. Sì, noi ci siamo presentati come Piemonte si beve, un Piemonte unito. Noi come Piemonte ci ricordiamo che siamo i comuni dei 1182 campanili, ma abbiamo anche tante DOC, tante DOCG che rispetto ad altre regioni fanno numero, ma soprattutto abbiamo 14 consorzi di tutela che rappresentano tutto il nostro Piemonte e che oggi sono uniti per far sì che il nostro Piemonte sia veramente una proposta per un futuro. Che bella che è quest'Italia del vino, che bello questo Piemonte del vino, grazie all'assessore Protopapa. Green Telling continua. E a Merano Wine Festival ovviamente troviamo anche l'Abruzzo, il caleidoscopio dei prodotti, qui in versione maggiore, maxi, vero Assessore? Assolutamente sì, siamo venuti per il secondo anno come regione all'interno del Merano Wine Festival, protagonisti con le nostre eccellenze, non solo i nostri vini che partecipano ormai da anni, ma da 2 anni partecipiamo qui al Gourmet Arena con show cooking, con esposizioni, con nostre aziende che portano il fiore, insomma, della nostra regione. Prodotti tipici di alta qualità che rappresentano un po' il simbolo della nostra regione, lo zafferano, portiamo le nostre ventricine, l'aglio nero e all'interno di questa grande manifestazione tramite un accordo con l'Unione dei Cuochi Regionali
abruzzesi stiamo facendo insieme anche alle scuole lo show cooking, proprio per far capire quello che è l'Abruzzo. Abruzzo, mare e monti. Assolutamente sì. L'Abruzzo è una regione unica nel suo genere realmente, noi siamo una regione che in meno di un'ora siamo sulla montagna più alta dell'Appennino e siamo al mare. Siamo una regione che ha 3 parchi nazionali, un parco regionale, 26 aree protette regionali. Questo per dire cosa? Che è una regione che ha una biodiversità unica, è una regione che ha una potenzialità ambientale che è unica in Italia e i nostri prodotti sono frutto proprio di questa terra incontaminata, dove all'interno abbiamo ciò che dicevamo prima. Un altro elemento che diventa e sta diventando sempre più caratterizzante è anche il nostro tartufo, il tartufo d'Abruzzo, di cui la nostra terra ne riesce a dare degli esemplari unici che girano per tutta l'Italia e tutto il mondo, e intorno alle tipicità stiamo caratterizzandoci giorno dopo giorno. Oggi noi stiamo valorizzando il nostro tartufo proprio per dargli un'importanza che è la nobiltà che deve avere. Pulciano d'Abruzzo. La nostra è una regione che è ricca di vini e ricca di qualità. Abbiamo il Montepulciano che ovviamente è il nostro vino principe, ma noi abbiamo il Trebbiano che è una parte della nostra storia, abbiamo la Passerina, Pecorino, Montonico, abbiamo tanti vini, ma soprattutto abbiamo tanta qualità. E la verità vera qual è? La regione Abruzzo è una regione unica che è poco conosciuta. Nel momento in cui veniamo conosciuti, e l'invito è a venirci a trovare, ne resterete innamorati. Siamo rientrati qui a Merano, questo è il Tours House, la sala che tiene sostanzialmente i vini premiati qui al Merano Wine Festival 2023, vedete che è molto partecipata, c'è molta gente, del resto qui c'è la grande qualità appunto presentata ad intenditori e anche ovviamente a wine lovers. Perché non si può chiudere anche questa puntata di Green Telling, ma in generale le bollicine aprono e chiudono ovviamente l'incontro col cibo. Allora lo facciamo con Paolo Pizziol, che è il titolare dell'azienda Villa. Come vedete, se siamo qui vuol dire che è stata assolutamente premiata, ma è storica. Allora, per quali vini abbiamo preso il premio? Allora, qui abbiamo 4 vini premiati che sono l'Emozione Brut 19, il Satin 19, il Bouquet Rosé Brut 19 e l'Extra Brut 2018, perché parliamo di Franciacorta e di OCG. Noi facciamo solo Franciacorta di OCG, tutti millesimati, minimo 3 anni di maturazione in bottiglia sui lieviti, quindi un'azienda in biologico, lavoriamo solo la nostra uva, abbiamo fatto una scelta di estrema qualità e devo dire che i risultati poi ci premiano. Ecco, che cosa dire, il Franciacorta che cosa può esprimere di più? Voi cosa potete esprimere di più? Allora, la nostra ricerca è quella chiaramente sia sulla parte agronomica, quindi lo studio dei vigneti e capire le potenzialità e cosa si può ancora sviluppare. Stiamo lavorando molto anche in cantina, ormai lavoriamo solo con lieviti autoctoni, quindi abbiamo fatto questa scelta di tipicizzare ancora di più il prodotto, lunga permanenza in bottiglia e quindi una ricerca che va sia dal punto di vista del vigneto, che è fondamentale perché è da lì che nasce il prodotto, però di lavorarlo al meglio possibile e di esaltarne le caratteristiche in cantina. Ecco, io penso che questo sia il modo per valorizzare il nostro vino, portarlo a livelli sempre più alti, ovviamente Franciacorta, ma come tutti gli altri vini. E allora chiudiamo questa puntata di Green Telling con Paolo Pizziol, lo facciamo come si deve. Paolo Pizziol e Mimmo Vita vi salutano, l'appuntamento con Green Telling è a fra 7 giorni, arrivederci a tutti.